Questione sanitaria a Monfalcone, cosa succede? È un periodo veramente drammatico. Nel 2014 la legge regionale ha ridotto lo stanziamento di quasi 15 milioni. Questo ha creato dei disagi molto importanti con conseguenti riduzioni di servizio. L'ultimo è la perdita del servizio laboratorio che per la nostra realtà, non soltanto della città di Monfalcone, ma dell'ambito più complessivo della provincia, rappresenta veramente una perdita e un pericolo anche per la collettività importantissimi. In questo periodo stiamo ascoltando i primari e tutti in coro ci sottolineano come ormai i loro servizi sono asfittici, con carenze di personale importanti. Il problema della riforma si inserisce in questo quadro di riduzione delle risorse in maniera abbastanza pesante e il taglio dei posti letto non fa presagire nulla di buono, soprattutto rispetto al fatto che la riforma dovrebbe o avrebbe previsto un vantaggio, tra virgolette, al territorio di distribuzione di risorse per il territorio che però in questo momento non c'è. Nell'ultimo Consiglio Comunale ho chiesto con forza al Sindaco di darci delle risposte anche circa il presunto trasferimento che dalla Regione dovrebbe arrivare, finanziato con legge di assestamento più o meno di 45 milioni, ma non è dato ancora sapere se la nostra azienda sanitaria si avvantaggerà di qualche euro, fondi che attualmente sarebbero veramente ossigeno affinché i servizi non abbiano da patire al fine poi di poterli chiudere. E questa è dunque la situazione in quel di Monfalcone, sempre nell'ambito della sanità, una sanità di cui se ne parla molto. Noi abbiamo la sanità regionale totalmente pagata appunto da noi, c'è una riforma in atto anche se un po' contestata. E adesso in conclusione del nostro spazio vi ricordo un numero telefonico da poter chiamare, ossia lo 0434 552444. Poter chiamare perché? Perché potrete avere delle delucidazioni in merito a questa iniziativa del nostro gruppo Mediati Veneto, che mette a disposizione sulle 5 reti televisive degli spazi appunto televisivi per realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive e altro ancora. Il tutto autogestite, realizzazione nel senso che devono essere già realizzate, già tutte fatte, con il loro canovaccio, sigla iniziale e sigla finale. Bene, gli interessati, come dicevo in apertura, potranno telefonare in orario d'ufficio a questo numero 0434 552444 per ricevere le informazioni del caso e già dire qual è l'idea, quindi questo start-up di trasmissione televisiva che si vuole portare avanti e trasmettere appunto sulle nostre reti televisive. E così è tutto, vi lascio come di consueto alla regia di Pordenone per la rubrica dedicata all'andamento borsistico nazionale, poi ancora notizie.